Telefonate con le sedi, con gli altri volontari, con gli operatori e con le persone che addirittura è stato molto commovente una telefonata di un medico, di un ortopedico da Madrid. Io ci sono rimasto e questo mi ha detto con la voce rotta che voleva appunto esprimere la propria solidarietà e la solidarietà dei medici spagnoli a Emergency. Carlo Campana è coordinatore dei volontari Emergency di Venezia. Da quando è arrivata la notizia della scomparsa di Gino Strada, il suo telefono continua a squillare. Lui ricorda in Gino Strada non solo un professionista, ma anche un amico, a partire da quella sua scelta di trasferirsi e vivere a Venezia con la moglie Teresa, in un appartamento in affitto in fondamenta degli Ormesini a Cannaregio. Una cosa che mi rimarrà sempre in mente è lo stupore che provavano nei primi giorni andando in giro per Venezia e venendo ad ogni momento fermati dalla gente che li fermava a chiacchierare, gli diceva vieni a bere un'ombra, cose di questo tipo, come fossero veramente degli amici. E questo li stupiva molto e io dicevo ma vi rendete conto di chi siete, di cosa rappresentate? Ma loro neanche se ne rendevano conto. Gino Strada non c'è più, ma la sua opera deve andare avanti, dice Campana, qui dove un ambulatorio emergency è attivo a Marghera come nel resto del mondo. A Marghera il centro era nato per gli immigrati, ma poi l'attività si è rapidamente allargata. Poi ci siamo resi conto e abbiamo visto materialmente che c'erano anche molti italiani che avevano bisogno di cure mediche perché indigenti o ne avevano bisogno. In particolare le cure più prestate sono quelle per le protesi dentarie e per la vista.